Ed ecco la famosa... Guarda che arriva. Guarda, sta guardando, guardi dottore, lo sta guardando. Guardi che arriva. Hai visto? La famosa statua, quella che diventerà famosa. Il maestro, eccolo nella sua fucina di idee. Che fa maestro lei qua? Contento delle opere? No, sono contentissimo perché mi sento realizzato nel mio lavoro, nel mio hobby, chiamiamolo così. Il mio lavoro è un altro, ma mi sento realizzato nel mio hobby. Ma quindi lei non usa il cemento, le forme, perché così dice qualche maligno di Milazzese. Dice che la fontana è una colata di cemento. No, e mi sembra che la fontana è diventata famosa per quanto tempo è rimasto qua dentro. E tanto più che ci sono voluti 15 mesi di lavoro per ultimarla. E l'hanno visto diversi sviluppi man mano. 50.000 euro gliel'hanno date sicuro di quella fontana? No, a me non mi hanno dato niente perché non ho chiesto niente, perché non desidero niente e non pretendo niente. Io glielo volevo dare omaggio alla città di Milazzo, anche per simpatia del sindaco di Milazzo, per quello che c'è per ora, perché lui è venuto un giorno qua e mi ha detto: ma lei ha una fontana a Monte Carlo e per Milazzo lei non ci pensa che potremmo avere il piacere di avere qualcosa anche sua? E allora per là ho detto: sì, ma io gliela do una fontana, ma lei dove pensa di metterla questa fontana? Dici, sa, vogliamo fare la piazza di San Giovanni e promuovere quella zona? Ho detto: guardi, signor sindaco, io sono molto educato, non le rispondo, ma io grazie a Dio ce n'ho una davanti al casino di Monte Carlo e lei ora me la vuole mettere a San Giovanni. Io gliela do gratis, ma la deve mettere dove le dico io. Lì c'è un palo di luci in via della Repubblica, là, che non serve a niente perché non sparti traffico, non è rotatorio, non è fontana, non c'è niente. E allora ho fatto dei buchi all'interno delle anfore per fare tutta la tubazione e ora c'è questa fontana a Milazzo, grazie a Dio. E sono molto felice perché giornalmente la vado a vedere. È come quando uno ha una figlia che sta crescendo, vuole vedere se sta bene o non sta bene. Questa è l'altra famosa statua, Little Italy, l'emigrante con le valigie di pietra. L'emigrante siciliano, anni 60 questo rappresenta. E siccome un giornalista di Milano si chiama Valerio Barghini mi ha fatto un articolo negli Stati Uniti il 7 gennaio e allora praticamente in un giornale molto famoso, si chiama America Oggi, che è il più letto degli italiani. E allora praticamente qualcuno mi ha contattato per metterlo a 2,40 m in una piazza. Bellissimo, c'è lo sforzo proprio del siciliano che tira su queste valigie, espressione del sacrificio dell'emigrante. Bellissimo, un'opera simpatica. Sicuramente, perché gli è piaciuto subito agli americani questo pezzo. E subito dopo, quando devo scegliere un blocco di pietra, che ancora non so che tipo di pietra, perché non vorrei fare una pietra tenera, vorrei fare una pietra dura che dura per secoli, e poi mettermi in contatto, perché io faccio così: prima le opere li faccio, poi li propongo. Loro già sono mezzi interessati, ma ancora non ho trattato con nessuno, io sono sincero, e speriamo che la cosa vada per il meglio, perché
mi piacerebbe avere la soddisfazione di avere qualcosa anche lì, dove ci sono molti italiani che sono stati tutti emigrati lì. Grazie. Maestro. Saluto a Monte Carlo e saluto a tutti, anche ai milazzesi, a chi mi vuole bene e chi non mi vuole bene, per tutti. Arrivederci. Grazie maestro, Arrivederci. buon lavoro. Arrivederci, grazie.